Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Questa sera sto per scoppiare a ridere perché c'era il Marietto che faceva a suon di musica il suo balletto, dunque va bene. Allora, bene, come state? Per quelli che ancora non mi conoscono, mi chiamo Ildegarda e mi occupo di esoterismo, sono un ermetista, mi occupo poi nello specifico di astrologia, di radionica, radiestesia, tarologia chiaramente e appunto tutti questi insomma, queste discipline, materie che, riguardano l'ermetismo e la tradizione esoterica. Oggi è l'ultimo appuntamento della settimana, ricominceremo poi lunedì, sempre alle 21:15. Vi ricordo infatti quali sono gli appuntamenti: lunedì, mercoledì, venerdì 21:15, dunque praticamente i giorni dispari siamo insieme, siamo in compagnia. Non solo, ovviamente c'è anche la diretta che il Marietto fa al mattino, sempre su questi canali. Ricordo infatti che noi trasmettiamo contemporaneamente da 3 canali. In questo momento in effetti sono in diretta sul mio canale YouTube, sul canale YouTube del Marietto Veneziano e sul gruppo Facebook. Dunque insomma sono tanti i modi da cui potete raggiungerci e, ovviamente il fatto che siamo su Facebook è indicativo del fatto che ci trovate anche lì. Abbiamo in effetti dei profili Facebook, delle pagine Facebook e 2 gruppi in particolare: Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e il gruppo I Casti Sacerdotali. Entrambi questi gruppi si occupano di queste discipline, dunque se siete interessati alle materie potete richiedere l'iscrizione e appunto aderire al gruppo all'interno del quale trovate moltissimo materiale di condivisione, oltre a link che rimandano i nostri video sui canali YouTube, trovate anche circuiti radionici che potete stampare, scaricare e attivare per quello che sono le vostre necessità. Questo è un esempio che non è un circuito radionico, ma è un breve schema di come si suddividono le linee principali della mano per gli amanti di chiriologia, dunque questo è uno degli esempi di ciò che troverete sul sito che vedete adesso in sovraimpressione, si chiama ilcapitano.intervista.org. Questo sito ormai dal 2015 è online e divulga radionica e radiestesia in modalità gratuita, trovate moltissime dispense, raccolte di circuiti nelle varie sezioni del sito, ma non solo, troverete anche altro materiale sempre di studio, di approfondimento di queste discipline, anche di quelle che possono essere procedure o percorsi di crescita spirituale, personale, legati ovviamente alla tradizione ermetico-cabalistica. Se amate queste discipline, allora non potete perdervi questo talismano, che è un talismano cabalistico e trovate appunto nella sezione shop come ordinare e prenotare il vostro. È un talismano molto importante perché oltre a tutto quello che rappresenta per i cabalisti e per quello che sono le sfere di competenza, vale a dire tutti gli ambiti in cui riesce ad agire questo ciondolo, c'è associato anche tutto un lavoro di radionica e di programmazione proprio per la difesa, per la protezione a 360 gradi. In effetti sono scaricati, diciamo programmati questi ciondoli con ben 9 livelli di difesa e protezione, oltre ovviamente anche ad alcuni programmi che si occupano di ripulire i corpi sottili, riequilibrare l'aura, le energie, diciamo che più al quotidiano si sporcano e inoltre c'è anche un programma per il rilascio delle emozioni represse che possono poi causare ovviamente situazioni infelici nella vita, ma anche vere e proprie patologie fisiche. Questi blocchi spesso sono all'origine di disturbi psicosomatici. E non solo, per renderlo leggermente più completo abbiamo anche messo le frequenze di un propiziatorio di Giove. Per quanto riguarda ovviamente i nostri prodotti e servizi, ci occupiamo e troverete anche sul sito i sigilli dell'antica tradizione salomonica,
è una tradizione che ha origini cabalistiche e applicate alla sfera magica, dunque si integrano benissimo per quello che riguarda la nostra vita e le nostre carenze, in particolar modo carenze astrologiche che possono essere presenti in quello che è il nostro tema natale, oppure come si compone il nostro cielo al momento della nascita. Queste diventano delle preziose stampelle per, diciamo, ottenere un correttivo astrologico, e nei casi in cui vogliamo una spinta in più, ci danno anche quello che possono essere gli influssi benefici di una sfera planetaria particolare. Ricordo che i sigilli salomonici sono 44 solo per quelli planetari, e dunque non è facile individuare quello più giusto, più adatto, si consiglia sempre un consulto preliminare. E ovviamente, a proposito di consulti, ci trovate in privato ai nostri numeri. Qua in sovraimpressione vedete il mio, poi ovviamente anche il Marietto è disponibile per consulti, siete liberissimi di scegliere chi fra, insomma, noi risponde di più o vi fa sentire comunque più a vostro agio, cioè risponde più alle vostre esigenze, no, anche caratteriali. Noi siamo comunque sempre disponibili, 20 € 45 minuti. Benissimo. Allora, io direi, ah, ecco, giusto, il Marietto mi ricorda che è venerdì, e come ogni santo venerdì, alla fine della diretta ci occupiamo dei riequilibri. Dunque, quando ci saluteremo a conclusione di questa serata, sia il Marietto che la sottoscritta procederemo con quello che sono le pulizie, noi le chiamiamo così, sono procedure per ripristinare le frequenze, ripulire, rimuovere quelle inappropriate e reindicizzare tutte le frequenze che ci compongono, che non solo compongono il nostro corpo fisico, i corpi sottili, ma anche tutti gli ambiti della nostra vita. E per quelli che lo hanno richiesto come servizio aggiuntivo, facciamo anche il riequilibrio per post vaccinazione. Bene, penso di aver detto tutto, Marietto, più o meno. Ovviamente c'è anche la ritualistica, ma diventa una cosa infinita cominciare a elencare, e enumerare tutte le cose. Direi di rispondere e di cominciare a salutare. Beh, intanto buonasera Doriana, buonasera Loredana, buonasera Barbara, che tra l'altro c'è la sua domanda in sovraimpressione, buonasera Cira, buonasera Alessia. Vediamo. Barbara, 30 settembre 76, 76? Sì, 76. E la domanda è: devo comprare il bar dove lavoro da tanti anni, ma non so come fare. Non garanti, secondo te trovo una soluzione? Grazie. Ok. Allora. Benissimo, Marietto mi mostra entrambi. Ok, io direi che possiamo restare su Barbara con i suoi dati, perché il 30 settembre 76, perché comunque ho capito il concetto che insomma del contenuto nella sua domanda, e vediamo un pochettino cosa suggeriscono le sibille, vediamo se si trova una soluzione per l'acquisto di questo bar. Allora. Allora, è positivo, ma anche dà un avviso, il taglio intendo, perché poi ovviamente procediamo con la lettura della stesa. Perché la casa in questo caso potrebbe anche proprio riferirsi al bar, no, inteso come luogo o, come posto, come, ambiente in sé. La leggerezza è benefica nella misura in cui parla della liberazione di pesi, no, di fardelli, di preoccupazioni, ma invita sempre alla prudenza, okay, dunque non fare passi azzardati. Vediamo però cosa dicono mh. Ma allora, alla fine
sembrerebbe di sì. Come esito abbiamo comunque un accordo, un contratto, ma andiamo con ordine e si vede un po' un qualcosina, cioè intanto, nella linea del passato non so se magari confidavi di prendere o rilevare questa attività insieme a qualcuno, o se, magari era una collega, un'amica, un qualcuno comunque vicino, ma con l'apertura della carta del ladro, e poi questa amicizia circondata poi anche dalla carta del dispiacere, sembra che qualcuno un po' magari inaspettatamente si sia tirato indietro o che sia giunto un qualcosa che non ti aspettavi da qualche conoscenza, sempre ovviamente riguardo il bar, mh? Dunque vedo una prima possiamo definirla brutta notizia o dispiacere legato appunto a questa situazione, magari era qualcuno che su cui facevi affidamento e che poi è venuto meno così, senza preavviso, no, quasi facendoti sentire privata di un'occasione. C'è una situazione del genere. Poi non so esattamente in che modo si è, poi manifestata, però il senso che cercano di descrivere le sibille è questo. Però attenzione, non hai perso la speranza, vedi che sei lì che hai fiducia, no, hai fede e ti vedo che nel passato hai parlato con altre persone, dunque stai sicuramente cercando la soluzione non da oggi. Ora, c'è una proposta che non so se l'hai appena fatta o sei in procinto di farla. Siamo comunque nella linea del presente, può riguardare un tempo che, parte da qualche giorno indietro ai prossimi 5, 6, una settimana come giorni, no, dunque c'è una proposta ma non va bene. Dunque quello che hai in mente di fare in questo momento non darà un esito positivo. Come vedi o c'è qualche evento improvviso o non sarà poi possibile fare così come eri intenzionata. Dunque c'è qualcosa che, si vede che sarai ancora pensierosa nel prossimo periodo, in cerca di un'occasione, di anche consigli che possono, provenirti da persone che magari ne hanno le competenze o chi ti sta intorno. Comunque si vede che i pensieri sono concentrati sulla situazione economica, vedi che la carta del pensiero è legata al denaro, l'omaggio di preziosi. Attenta perché è anche indicazione di occasioni da saper cogliere, ma anche il possibile, manifestarsi di qualche ostacolo. Dunque c'è da trovare delle soluzioni e non le vedo ancora nel prossimo periodo. Arriva però c'è 2 figure, 2 figure, il Gran Signore e il sacerdote, che poi potrebbero essere in realtà i 2 aspetti di una persona, così come pure potrebbe indicare che tipo di aiuto e protezione invece ti proviene. E c'è, come dire, o il Gran Signore raffigura tuo marito, dunque l'uomo che ufficialmente hai accanto, oppure in realtà può anche, in questo caso magari, riguardare un qualcuno che potrebbe compartecipare, magari un padre, visto anche la carta del sacerdote, dunque potrebbe essere che sia lui a correrti in soccorso. Ma c'è un qualcosa comunque che cambia completamente, dunque c'è qualcosa che si va a chiudere ed è una situazione che potrebbe essere nei termini, di quello che è legale, di quello che è nel potenziale amministrativo, di qualcosa che è legato alla burocrazia. Dunque c'è qualcosa che cambierà e che cambierà al di là della tua volontà. Ma alla fine, come ti ho detto, io l'accordo lo vedo, magari c'è una serie di tentativi confusi di cominciare, di trovare questa cosa, magari dei rilanci, dei giochi al ribasso, rialzo, oppure, ma non è neanche quello, magari, la possibilità che vi accordiate per un tot al me cioè la prima cosa che è venuta in mente a me è che potresti magari accordarti come? Con
quello che, può essere inteso come un affitto di gestione, ma, sai come quelle case che si pagano in affitto, ma in realtà ogni rata dell'affitto è in realtà come fosse la rata di un mutuo. Non dico che possa andare avanti così a lungo, ma questo ti permetterebbe di pagarlo intanto con il tuo lavoro. Magari così potresti trovare anche solo un piccolo acconto o comunque, ecco, c'è la possibilità, ecco, questo potrebbe dire. Questo potrebbe anche essere che la persona che potrebbe farti da garanzia poi magari non lo fa, oppure che cambiano i termini della garanzia. Comunque di fatto, nonostante qualche tira e molla, qualche discussione, alla fine 'sta cosa si fa. Dunque, la soluzione la troverai, okay, ma la domanda è veramente un buon affare adesso, al giorno d'oggi, comprare un bar? Sono io che la faccio a te. Allora, andiamo avanti e uhm, vediamo un pochettino. Alessia: "Ciao, vorrei sapere se riuscirò a trovare un lavoro a breve. Sono ferma da circa 1 anno. La mia data 26 luglio '78". Benissimo, allora vediamo per Alessia e il lavoro. È ferma da 1 anno, Sibille diteci se trova lavoro. Ah. Oh, sei ferma da 1 anno, ma qui c'è un ritorno. Dunque, allora, o torni da un vecchio datore di lavoro, oppure, comunque c'è un qualcosa, magari un incontro importante. Adesso vediamo di capire meglio per Alessia. Allora beh, devo dirti che vedo qualcosina, cioè vedi proprio in chiusura, ma non è l'esito, è però una in chiusura l'inizio di un contratto, di un qualcosa, però andiamo con ordine, partiamo dall'inizio. Beh, sembrano esserci stati molti tentativi, non so se sei tu che ti sei proposta, magari presentando domande, richieste, e ci può essere anche stata un'offerta interessante in passato. Questa comunque è la linea del passato. È vero che sei ferma da 1 anno, però, compare comunque una presenza benefica, potrebbe essere una madre, potrebbe essere una signora anziana che, ci vuole bene, che magari, cerca di spronarci, di guidarci o che ci aiuta, o qualcuno a cui magari hai prestato così saltuariamente assistenza. Comunque compare una figura, benefica per te. Attenzione, potrebbe anche indicare che in passato hai fatto per lungo tempo sempre lo stesso lavoro. Dunque, diciamo che, dà delle indicazioni, che però ovviamente di un tempo che già ci siamo lasciati alle spalle. In questo momento vedi che, non so in che misura possa avere un'influenza un uomo più giovane e che ruolo possa avere, nel senso che nel presente compare un uomo giovane, potrebbe essere, oh, non so, un vecchio collega di lavoro, un amico, un figlio un po' più grande, no, già di una certa età o comunque, qualcuno, che vuole darti una mano, no, che cerca di aiutarti, un collaboratore, ma è chiaro che non è il tuo caso in questo momento, però vedi che proprio si esprime, c'è questa sua volontà di darsi da fare, di rendersi utile proprio nell'ambito lavorativo. Dunque c'è qualcuno che a modo suo, cerca, di fare qualcosa. Però, gran consolazione nemica, qui c'è qualcuno che o qualcuno o una situazione, cioè o sogni nella direzione sbagliata, nel senso che stai cercando magari cose che purtroppo non ti portano da nessuna parte, oppure c'è qualcuno che di fronte ad alcune tue
alcuni tuoi desideri, oppure a quello che pensi di fare, magari ti taglia un po' le gambe. Dunque è un momento dove non c'è molto, cioè qualcuno che si dà da fare per aiutarti, poi c'è qualche altra situazione che invece rema contro. Oppure qualcuno che si impiccia, capisci? Qualcuno che, cerca è un po' troppo invadente in questo senso, dunque è vissuto come una nemica. Nel prossimo periodo arrivano delle notizie e evidentemente, magari avrai numerosi contatti o farai delle telefonate, cioè arrivano delle cose che possono riguardare tutti questi mezzi di comunicazione, compreso anche magari la ricerca di qualcosa tramite internet o cose del genere. E si vede che sei in pensiero, e che magari quello che viene fuori non risponde perfettamente, oppure non ti senti tu adeguata, cioè c'è qualcosa che, comincia intanto a muoversi, ma che c'è quel fondo di insoddisfazione. Attenzione, le cose cambiano, perché qua abbiamo poi l'arrivo di un aiuto. Sarai aiutata a cominciare qualcosa con un contratto. Poi potrebbe essere non necessariamente, non ci sono le indicazioni di un contratto a tempo indeterminato o di chissà che tipo di accordo, però c'è un accordo. Adesso andiamo a vedere nell'esito che tipo di accordo sarà e come si può insomma preannunciare questa situazione o come la possiamo interpretare. C'è comunque, come ti ho detto, un aiuto a un inizio, un nuovo inizio con un contratto. Vediamo. Allora, evidentemente i termini del contratto non sono di lungo corso. C'è la carta dei deliranti, quindi potrebbe essere magari una prova o una situazione dove si tratta in qualche modo di ehm, superare certe piccole incomprensioni, potrebbero essere date da dettagli, no, dell'accordo o da situazioni che vengono dette, poi rimangiate, negate, modificate in corso d'opera. Insomma, alla fine arriva comunque una conferma importante o addirittura qualche altra opportunità. E a un certo punto la carta dell'ammalato sembra che in qualche modo arriverai a essere un po' provata. Provata in che senso? Probabilmente inizierai quel lavoro, non sarà proprio a lei, però non sarà neanche male e comunque sei stata aiutata per inserirti in quello e dunque diciamo che farai quello che devi, ma potrebbe arrivare qualche altra cosa, no, nel frattempo ed è questo secondo me, questa indecisione che vedo, questo abbattimento, questa stanchezza, perché ti avevano aiutato a inserirti da una parte, ma sbuca qualcosa che sembra una bellissima occasione da un'altra parte, e dunque probabilmente oggi sei ferma da 1 anno e fra qualche mese non saprai se scegliere di restare dove ti hanno aiutato a entrare o se andare da un'altra parte. Benissimo, andiamo alla prossima domanda. Gianni. Vorrei sapere se quest'anno riuscirò ad avere una stabilità lavorativa. 20 aprile 75. Prego Barbara, mi fa piacere, spero sempre, io vi capisco tantissimo, spero sempre di darvi delle buone notizie, ma non so, per quelli che mi conoscono sanno che dico quello che vedo, se non c'è niente di buono ve lo dico, ma se c'è qualcosa di buono anche ve lo dico. Allora, vediamo un po', Gianni, 20 aprile 75, vediamo per il lavoro, vediamo un po'. Ovviamente vi aspetto in privato perché lì abbiamo modo di vedere moltissime altre cose, anche di porre domande da prospettive diverse. Per esempio, spesso chiediamo com'è una situazione, ma non chiediamo mai come la risolviamo. Invece abbiamo questa possibilità, questo potenziale. Allora, consonante sorpresa, falsità.
Dunque, diciamo che capisco il tuo senso di precarietà perché la falsità lo dice, ma c'è anche un qualcosa che, non è una cattivissima indicazione. Dunque, o attenzione, o ci sarà una situazione che dovrai saper cogliere al volo, okay, perché la falsità in certi casi dove c'è il sano opportunismo permette di far cassa, no, di raccogliere, oppure effettivamente c'è una soddisfazione non completa con quel senso lì. Ma adesso vediamo la stesa, mh? Di cosa ti occupi Gianni? Sei qui? Stai partecipando? Io ogni tanto vi cioè a me piace se voi interagite con me. Primo perché così non mi sento in un monologo che insomma e secondo perché giustamente se non partecipate magari passo poi alla domanda successiva. Allora Gianni ci sei? Vediamo se c'è. Marietto cosa dici? C'è Gianni o non c'è? Perché non lo vedo rispondere. Va bene, passiamo alla Loredana. Mi raccomando, se fate la domanda almeno restate, perché se no. Allora, Loredana ci sei? Adesso lo chiedo prima, perché finora c'erano, ma vedo che sono collegati solo in 2. Allora, Loredana? Mh. E Marietto? Allora, le domande sono finite, le persone Gianni ha risposto che c'è. Bene, resta lì perché se vuoi la risposta devi presenziare. Allora, torniamo allora a Gianni, io le avevo mescolate, stese e tolte. Adesso le rimescolo. Vediamo. Il taglio comunque io non so se lo hai sentito, ma vediamo adesso cosa ci dice. Allora, certo che ci sono dei tempi di differita atroci, se uno vuole parlare con le persone online diventa proprio difficile. Allora, okay, adesso ci dà un'altra indicazione chiaramente, ed è l'indicazione di qualche cosa, sempre una forma di instabilità, di vulnerabilità o di cambiamenti rapidi, improvvisi. E sempre l'invito a essere cauti, ma, comunque con qualcosa che, in effetti si vede arrivare. Prima il taglio prima, non so se lo avevi visto, parlava comunque di forse la possibilità di qualche occasione che poi devi essere tempestivo nel cogliere. Allora diciamo che, mhmm allora Gianni, qui, secondo me è subentrato nel passato recente qualche fattore un po' così. Vedi, intanto c'è il ladro e dunque è una carta che, ci mette in guardia da qualcosa che opera e agisce alle nostre spalle. Dunque, può essere una situazione che, è cambiata a tua insaputa. Infatti c'è comunque un piccolo nuovo inizio o qualcuno che in qualche modo ha raggirato la tua ingenuità, la tua bontà d'animo o la tua fiducia, mettiamo così. Comunque è cambiato un po' qualcosa anche da un punto di vista forse economico, o tu sei in cerca di un cambiamento che comunque sia più solido a livello materiale. In questo momento allora intanto la carta dell'amica dice che probabilmente ne hai anche parlato con qualcuno di tua conoscenza, probabilmente anche in grado di darti una mano in questo senso. Non sembra che tu l'abbia detto a destra e a sinistra, solo a qualcuno, qualche, magari persona cara. Allora
Nel momento presente, io capisco dunque le tue preoccupazioni perché, dispiacere è nemica lascia comunque, intendere che ci sono delle situazioni di grande frustrazione. Forse anche qualcuno, non so, probabilmente nell'ambito lavorativo, ecco, io non so di cosa ti occupi. Mi puoi dire, per esempio qual è il lavoro che fai? Cioè se hai colleghi o colleghe, se perché compare questa figura, questa nemica che è adesso, nel presente, che causa interferenze, cioè sembra una persona comunque o molto invadente, oppure una persona che a modo suo attacca, però bisogna capire se ce l'hai in casa, se ce l'hai sul posto di lavoro questa figura, perché, non so, certo che la differita stasera comunque vabbè scrivimi, fammelo sapere chi è questa figura però, sì, è collegato anche alla possibilità che ci siano delle, ehm, come dire, sì, più occasioni magari, ma che non sono del tutto tranquille, cioè non ti lanciare sfidando la sorte, perché comunque con questa nemica è meglio avere, un pochino di attenzione, di precauzione in più. Comunque è un periodo che secondo me nonostante questa partenza affaticata, possono anche, sbloccarsi delle circostanze, delle situazioni, cioè si va incontro, anche per quello che riguarda il prossimo futuro, a delle allora ci devi avere una collega un po' terribile. Sì. Allora, c'è comunque un qualcosa, dunque evidentemente si aprono degli spiragli nel prossimo periodo e potrebbero riguardare magari, altri incarichi, cose che insomma, mhmm, la carta della fortuna comunque è una carta buona, di successo, no, di realizzazione. Allora, nel prossimo periodo cosa c'è dunque? Casa, fedeltà, gran consolazione. Beh, nel prossimo periodo molte delle cose si stabilizzeranno. Comunque la casa è una carta di serenità, è una carta di sicurezza, è una carta tranquilla, bella, anzi, con accanto la carta della fedeltà ti mette al sicuro, no, in una posizione dove sei riconosciuto, dove anzi forse si realizza anche una qualche tua speranza, aspettativa, aspirazione. E infatti anche la carta della costanza, è una carta di riuscita. Dunque devi resistere, si tratta di resistere perché le cose vanno in meglio e c'è anche l'arrivo di qualcuno che riconoscendo il tuo valore, le tue qualità, le tue caratteristiche ti darà una mano. Solo che attenzione perché è una mano che ti darà, ma, mhmm, pronta poi con l'altra a prendere indietro. Attenzione, perché sarà un aiuto che devi vederlo più come un favore, non un aiuto gratis, okay, cioè prima o dopo questo favore glielo dovrai restituire. È chiaro, perché la falsità, insomma. Allora, cosa c'è dunque? Come esito? Beh, allora, intanto sì. Dunque la situazione, come ti ho detto, tramite anche qualche aiuto che è più un prestito che un aiuto, cioè è più io oggi faccio un favore a te, domani me lo farai poi tu a me, ma va bene, purché insomma tu ti sblocchi nella tua situazione di questo senso di precarietà e poi c'è, come dire, sì la riuscita, ma sempre forse un po' non sarai tanto contento di come ci sei arrivato, perché forse questo è un favore che ti verrà poi richiesto indietro. Comunque di fatto c'è una riuscita, ma con un qualche rimpianto. Magari avresti voluto che le cose andassero diversamente o forse col senno del poi avresti fatto altre scelte, però di fatto noi lo vediamo che insomma la cosa va. E qui sembra addirittura riunione vecchia signora che o torni in che ne so, un reparto, ufficio, una sezione, come
quelle sì, un ufficio potremmo definirlo, ehm, dove eri già stato in passato, dunque magari ritrovi una vecchia collega, qualcuno del passato, oppure comunque c'è finalmente di nuovo un recupero di serenità. Comunque la chiusura, a parte questa parentesi un po' di, rammarico, è una chiusura comunque positiva. Dunque diciamo che qualcosa poi, andrà bene dai. Benissimo, allora io intanto ringrazio tantissimo tutti i partecipanti, ricordo sempre che quando partecipate ponete la domanda, dal momento che c'è la buona possibilità che veniate scelti, poi in una serata come questa, dove magari le domande sono poche, dovete partecipare, cioè state lì, se no io non rispondo, passo a quella dopo. Ricordo comunque che adesso iniziamo le pulizie, i protocolli di riequilibrio, dunque vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo appunto l'appuntamento di lunedì alle 21:15. Buon proseguimento.